Una storia partita da queste acque un anno fa, Argentina 2017, 9 ore a nuoto per percorrere e vincere i 54 km della sfida mondiale femminile in acque libere. La protagonista è la giovane trevigiana Barbara Pozzovondi, Maserata sul Piave, e quella volta la favola nella favola consisteva nel supporto che tutto il paese aveva dato alla giovane, finanziando con una colletta la sua partecipazione alla gara dall'altra parte del mondo. Una storia che si è ripetuta anche quest'anno in Macedonia con Barbara, che ha conquistato il secondo titolo mondiale ma soprattutto un singolare soprannome. Come ci sente essere la caimana per questo sport? Lo sento come mio questo nome perché comunque fa parte di me non mollare mai e non arrendersi mai. Quanto senti dentro di te l'acqua del Piave? Ma sicuramente tanto, anche perché comunque dove sono nata io e dove andavo sempre da bambina. E sia Macerata dove è nata che Treviso dove si è formata, a 23 anni la caimana del Piave è stata festeggiata come atleta ma anche come esempio per le giovani generazioni. È un esempio per i nostri ragazzi perché sei campionessa mondiale ma sei sempre la semplice Barbara, la vicina di casa semplice con cui ti puoi rapportare, con cui i ragazzi si possono confrontare, come è stato detto qua. Lo sport è una passione, lo si condivide con gli altri, lo si diffonde, ma non ci si deve mai montare la testa. E lei ai suoi coetanei, in particolare ai giovani del Tuffo ai Buranelli, lancia un messaggio semplice quanto fondamentale. Devono cercare un obiettivo nella loro vita e cercare di raggiungere qualcosa.